da stamattina vi faccio vedere alle 12 che io come parlamentare devo mandare una richiesta al prefetto di Venezia per poter andare dentro ad un luogo che in teoria dovrebbe essere pubblico. Nostro. Allora, diciamo subito al prefetto di Venezia che io non ho nessun intento barricadero e mi pare neanche voi. Però questa delle 13, se volete darci un'occhiata, è la mail che ho mandato alla segreteria prefetto eccetera eccetera alle 13.07. Il prefetto non si è fatto sentire sino adesso. Ho chiamato tutto il pomeriggio, ho parlato con la segreteria, pare che abbia un problema nelle ultime ore, pare che abbia un problema personale, gli faccio tutti gli auguri, ci mancherebbe altro. Non mi era mai successa per una cosa del genere, nel senso io ho visitato altri centri di accoglienza molto più grandi di questo, tanto per essere chiari, a Cona, in provincia di Padova, dove arrivano questi ragazzi. Dopodiché il prefetto, ho visto delle dichiarazioni e diceva stiamo cercando di portare via gente da Cona per organizzare questa cosiddetta, quello che diceva il ministro Alfano, accoglienza diffusa, che non funziona. Il problema è che dopo che questi ragazzi sono usciti da Cona, 2 notti dopo, io sono in contatto con il sindaco, sono arrivate altre 30-40 persone a Cona. Quindi stanno costruendo un'altra struttura. Però, ripeto, voglio andare a fondo rispetto al fatto che il prefetto, che avrà avuto nelle ultime 2 o 3 ore i suoi problemi personali, e io non discuto, anzi gli faccio i migliori auguri, ci mancherebbe altro, capisco una vacazio di qualche 10 minuti, non capisco una mancanza dalle 13 di oggi alle 18 di stasera, perché se qualcuno cerca in prefettura ci sarà probabilmente un viceprefetto, ci sarà un ufficio. Ho parlato direttamente con il Ministero dell'Interno, quindi col sottosegretario, e mi ha detto guarda è impossibile una cosa del genere, e dico impossibile, prova a chiamare anche tu, tant'è vero che ha chiamato anche lui e non ha risposto. Un'altra interrogazione rispetto al fatto che se, come dice e come ho letto le dichiarazioni della sindaca, senatore, qui dentro ci sono delle strutture, se non c'è l'energia elettrica è un problema. Allora, vi assicuro che c'è luce, c'è acqua, corrente. Non c'è riscaldamento. Riscaldamento non c'è. Gas per cucinare. Cucinano con i fornelli elettrici. Ci sono i frighi, abbiamo installato lavatrici. Certo. Altra interrogazione è perché vorrei capire nello specifico se sono previsti a Portogruaro altri arrivi. Perché ho come l'impressione che una volta che si apre una piccola crepa nel muro, non dico che viene giù il muro stesso, ma questa è una crepa che effettivamente si apre. Serve necessariamente regolamentare questa roba qui, serve una politica estera molto forte, e abbiamo capito che una politica estera molto forte non c'è, perché ripeto, domani non ci siamo noi al tavolo con la Libia, bene,